Buongiorno ragazzi e buona settimana. Nella messa di ieri abbiamo ascoltato come seconda lettura un passo tratto dalla prima lettera di Pietro, nel quale l'Apostolo, rivolgendosi probabilmente ad una comunità che era sottoposta alle persecuzioni, invitava i cristiani del suo tempo ad essere sempre pronti a rendere ragione della speranza che abita nei nostri cuori. Sento che questa frase è un po' rivolta anche a noi, chiamati a saper rendere ragione, cioè in qualche modo a giustificare ciò che noi crediamo e ciò che noi speriamo. Spesso nel nostro tempo, anche nel nostro atteggiamento quotidiano, noi siamo più abitati da una propensione alla lamentela, al dire le cose che non vanno. Siamo più presi da una nostalgia del passato piuttosto che dalla nostalgia per il futuro. La speranza è proprio questo, è desiderio di futuro, è nostalgia per un futuro migliore che possiamo costruire. Costruire non soltanto attraverso quello che andremo a fare, ma anzitutto costruirlo come progettualità dentro di noi. Pensare al nostro futuro significa anche pensare al futuro della comunità nella quale abitiamo, nella quale siamo inseriti. E allora mi piacerebbe proprio consegnarvi questa sottolineatura. Nell'ambito della fede, così come nell'ambito della speranza, noi dobbiamo esercitare la nostra intelligenza, il nostro senso critico. Dobbiamo essere disposti a porci delle domande, a esercitare anche un dubbio che ci porti ad una verità più completa. Da soli non ce la facciamo. Abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito del Signore, quello Spirito che Gesù ci promette e che riceveremo nel giorno di Pentecoste, ormai vicino. Domandiamo allora il dono dello Spirito e soprattutto chiediamo al Signore di alimentare nei nostri cuori la speranza, questo atteggiamento che ci porta a guardare alla vita in modo positivo, non abbandonandoci ad un ottimismo non vero, non attuale, ma piuttosto vivendo in profondità il nostro impegno e la nostra responsabilità quotidiana. Nostalgia di futuro, desiderio di futuro, da costruire insieme anche a Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.